Protesta delle associazioni REA delle TV locali per la chiusura di molte emittenti, al via l'operazione Mani Pulite sulle comunicazioni. Bilancio in chiaroscuro per la UIL Agrigentina, tracciato dal segretario provinciale Gero Acquisto. Montevago ricorda la strage delle Torri Gemelle, una sua vittima scomparsa l'11 settembre a New York. Al via la festa di San Vincenzo, limitata dalle norme sul Covid-19. Riparte il campionato per l'Acragas e per le squadre agrigentine. Benvenuti con l'appuntamento di TV Notizie di oggi. Apriamo il nostro TG con un comunicato sindacale delle associazioni radio TV locali REA, Mani Pulite sulla comunicazione, che denuncia come il passaggio al digitale terrestre 2 le TV locali moriranno. La banda, riservata da sempre alle emittenti televisive locali, è stata assegnata ai colossi del 5G, alla RAI e a Mediaset. L'informazione è stata dichiarata di interesse generale da ben 3 sentenze della Corte Costituzionale ed è protetta dall'articolo 21 della Costituzione per il principio del pluralismo dell'informazione sia in ambito nazionale che locale. Le emittenti associate alla REA, Radio Televisione Europee Associate, tra cui fa parte anche la nostra emittente, denunciano pubblicamente il tentativo in atto da parte del Ministero, partiti e movimenti politici di ridurre drasticamente questo potenziale informativo ad un numero limitato di emittenti facenti capo a note lobby e gruppi di potere, peraltro con finanziamenti a fondo perduto, a discapito delle centinaia di emittenti che tutti i giorni informano con serietà e professionalità le nostre comunità da oltre 30 anni. Le radiotelevisioni locali occupano oltre 5.000 dipendenti, più di 1.000 giornalisti, offrono opportunità a centinaia di giovani che vogliono intraprendere la strada dell'informazione e della televisione. Il comunicato è rivolto a voi cittadini, a voi pubblico che ci state seguendo. I giornali, le testate, le TV nazionali ignorano purtroppo coscientemente e volutamente la situazione in cui si trova il settore dell'emittenza locale, non supportando né informando i cittadini sulle criticità del settore. Aiutateci quindi a diffondere questo messaggio se non vorrete nei prossimi mesi vedere questo schermo nero. Chi difende la TV locale difende la comunità ed esige mani pulite sulla comunicazione. Perché siamo qui? Perché, lo dicono il nostro motto, cioè mani pulite sulla comunicazione. Perché mani pulite sulla comunicazione? Perché in questi anni le mani si sono sporcate e sono stati in tanti a sporcarsi le mani in questo settore. Ci hanno tolto le frequenze, ci hanno tolto le provvidenze di editoria, ci hanno tolto i canali, ci hanno tolto tutto e quindi qualcuno sicuramente si è sporcato le mani. Noi vogliamo ricostruire questo settore cominciando da oggi con mani pulite. Mettiamo fuori i lobbisti da questo settore, cerchiamo di accreditare e di restituire il giusto, le frequenze giuste che gli spettano per lavorare agli editori puri, non a chi fa televendite e ai grossi network, perché i grossi network, anche se sono interregionali, li considerano locali, ma non sono locali. Locali siamo noi, sono quelli del territorio, sono quelli dei comuni e delle province, perché noi abbiamo praticamente un collegamento diretto con il territorio e lo rappresentiamo in tutte le istanze presso le istituzioni. Gero Acquisto, segretario provinciale della UIL, traccia un quadro della stagione estiva nella nostra provincia, un bilancio tra poche luci chiare e molte scure. Una riflessione ci viene dal segretario della UIL, Gero Acquisto, che traccia un quadro tra luce e ombre della stagione estiva agrigentina. Un'estate per Gero Acquisto tutto sommato positiva per la nostra città e per quel che riguarda le presenze dei turisti. Ma siamo ancora alle prese con una pandemia che non accenna ad arrestarsi. Da metà luglio a tutto il mese di agosto i posti letto sono risultati occupati. Sono comunque mancati turisti stranieri, visto che la Sicilia è stata posizionata in rosso dall'Unione Europea per l'alto indice dei contagi da Covid-19. Si tratta di quei turisti che hanno sempre smosso l'economia della città nei mesi estivi, eppure gli esercizi commerciali hanno potuto così realizzare molti affari, ma questo non può bastare. Non è possibile, continua Acquisto, che una città che si definisce a vocazione turistica
possa accontentarsi di operare nel migliore dei modi per 40 giorni all'anno. Il nostro clima, le nostre bellezze meritano di essere visitate almeno 10 mesi all'anno, ma senza un'adeguata programmazione sperare in bene una chimera. Inoltre ci sembra doveroso rimarcare, continuo acquisto della UIL, che Agrigento è impreparata dal punto di vista dell'ospitalità. Molte strade risultano essere purtroppo ancora sporche, il centro storico in più punti è un ricettacolo, rifiuti sparsi dovunque che rendono l'aria alimentata dalle alte temperature irrespirabile. Non ci si può presentare con questa cartolina agli occhi dei turisti, perché questi, una volta rientrati nelle loro città, oltre a dire che la Valle dei Templi è un incanto, riportano pure che la città è sporca. Noi come sindacato della UIL, continua Gero Acquisto, siamo pronti a confrontarci con le istituzioni preposte per cercare di trovare tutti assieme delle soluzioni che possano lanciare definitivamente Agrigento nel panorama mondiale del turismo. Chiediamo ai nostri politici, molto distratti purtroppo, di farsi sentire, di battere i pugni, soprattutto a Roma, per far sì che questa provincia venga rispettata. Essere stati tagliati fuori dal PRNE è vergognoso, perché ci sono obiettivi a cui non possiamo rinunciare, come rendere il nostro porto di Porto Empedocle un'infrastruttura crocieristica, dare alla comunità agrigentina un aeroporto proprio. Non è possibile che i politici locali pensino solo ed esclusivamente ai propri interessi e ignorino l'interesse collettivo per cui sono stati eletti. Oggi, 11 settembre, la città di Montevago ha ricordato con un annullo speciale filatelico Lucia Crisafi, vittima montevaghese del tentato terroristico alle Torri Gemelle di New York. Oggi è la giornata del ricordo e della memoria e il Comune dedica questa giornata alla nostra concittadina Lucia Crifasi, che in quell'attentato ha perso la vita. È un momento storico per questa comunità e per questo voglio ringraziare Poste Italiane proprio per il pensiero e il lavoro che stanno facendo con i piccoli comuni. L'annullo ha lo scopo innanzitutto di poter ricordare momenti particolarmente sensibili e quello del ricordo delle Torri Gemelle lo è in memoria di tutte le vittime del terrorismo e di tutte le vittime del terrorismo internazionale, che non è solo ISIS, ma ce ne sono tantissimi canali che portano distruzione e morte. Noi oggi vogliamo ricordare questo, in ultimo quello che sta succedendo in Afghanistan e con quanto comporta. Però tornando al momento di oggi, voglio dire ai miei concittadini che questo è un momento importante, perché questo mettere su carta, ecco, il volto significa rappresentare la storia e le radici. La famiglia Crifasi era molto legata a Montevago, venivano ogni estate. Ho sentito i fratelli, il fratello e la sorella, che ringraziano per questo momento e sono fortemente dispiaciuti di non poter essere presenti, ma è come se lo fossero ed è come se loro con noi stessero ricordando Lucia. Inoltre la famiglia, qui ci sono cugini, c'è una zia, ma tutta la comunità, c'è una piazza dedicata a Lucia Crifasi e questo deve essere uno dei momenti in cui la comunità montevaghese si stringe attorno al dolore, attorno alla sofferenza, ma soprattutto attorno al ricordo. La cosa bella, verrà spedito agli archivi della filatelia di Poste Italiane Centrali, quindi resta nell'archivio storico la storia di questa nostra concittadina ai posteri. Questo è il momento, diciamo, più bello, il massimo omaggio che come comunità, che come amministrazione, che come comunità religiosa potevamo fare a distanza di 20 anni da quel momento. Questo annullo filatelico di oggi rientra in un progetto di Poste Italiane dedicato ai piccoli comuni con inferiore a 5.000 abitanti. Ad ogni comune Poste Italiane sta dedicando tutta una serie di servizi ad essi dedicati per favorire lo sviluppo e la promozione del territorio. In questo contesto è inserito pure il servizio filatelico temporaneo, cioè a dire Poste Italiane omaggia questo annullo filatelico dedicato ad un evento particolare di ogni singolo comune. Nel caso di Montevago oggi è stata scelta questa data storica, che è il 20° anniversario dell'attentato delle Torri Gemelle, in cui è venuta
a cadere una cittadina di Montevago. E questo annullo filatelico viene utilizzato oggi nel corso di questa manifestazione, dopodiché rimane a disposizione per 120 giorni allo sportello filatelico di Agrigento Centro. Dopo 120 giorni il piastrino viene ritirato e spedito al Museo Storico delle Telecomunicazioni di Roma, quindi anche Montevago entrerà a far parte del Museo Storico delle Telecomunicazioni di Roma. Una tromba d'aria si è abbattuta sull'isola di Pantelleria, procurando gravi danni al territorio e alla viabilità, alle abitazioni, anche 2 morti e 11 feriti. Sono le 19 del 10 settembre 2021, l'isola di Pantelleria viene sconvolta da scene apocalittiche. Su di essa, in particolare sulla zona nord dell'isola, in contrada Campobello vicino a Cala Cinquedenti, si abbatte una tromba d'aria dalla portata funesta. Dal mare il vento travolge un dammuso, i tetti di alcune abitazioni saltano. Le prime fotografie che arrivano sui social mostrano diverse auto ribaltate. Il bilancio è drammatico: 2 morti e 9 feriti. 4 sono in gravi condizioni, ha subito detto il sindaco Vincenzo Campo. Stiamo ancora valutando quello che è successo, ammette sin da subito il primo cittadino, un'ora dopo la furia della tromba d'aria. Il sindaco in prima linea a coordinare soccorsi. Intanto l'elicottero del 118 di stanza a Lampedusa è pronto a intervenire, ma le condizioni meteo sono proibitive, impossibile decollare. Le vittime sono 2 residenti. Quello che si è presentato ai nostri occhi è stata una scena apocalittica, dice un soccorritore del 118, uno dei primi a intervenire. Al momento sono 2 morti accertati, ha subito detto, ma le ricerche proseguono per verificare se ci sono dispersi. La tromba d'aria è arrivata dal mare, spiega, in pochi secondi ha trascinato in un vortice case e auto che stavano percorrendo la strada perimetrale dell'isola. Nel momento più drammatico per l'isola è un tam tam sui social, arrivano foto ma soprattutto messaggi di residenti che confermano che stanno bene. La segnalazione arrivata al 118 era per un incidente stradale, racconta un altro soccorritore. Appena siamo arrivati ci siamo accorti di quelle 2 auto ribaltate, non c'è stato nulla da fare, un cadavere era su un muretto, l'altro per terra. In ospedale ci sono i feriti, un medico era in auto con la moglie, racconta di aver perso il controllo della vettura. All'improvviso siamo stati sbalzati sul bordo della strada, ma per fortuna la vettura non si è ribaltata. Siamo riusciti ad aprire gli sportelli, abbiamo cercato riparo, siamo vivi per miracolo. Così il presidente della regione siciliana Nello Musumeci. Sono vicino alle famiglie delle vittime. La tromba d'aria che si è abbattuta su Pantelleria ha purtroppo provocato 2 morti, diversi feriti e moltissimi danni. Prego Dio che il bilancio non si aggravi e sono vicino alle famiglie così improvvisamente colpite negli affetti più cari. Sono in costante contatto con il direttore della Protezione Civile regionale, che si è già attivata sui social. Il sindaco Campo invece così dice: difficile accettare una cosa del genere, il dolore è lacerante perché ognuno di noi poteva essere lì in quel momento drammatico. Stiamo vicini più possibile alle famiglie colpite da questo grave lutto. Credo che siano stati momenti tra i più tristi che io possa ricordarmi. Vicinanza a chi ha rischiato la vita e sta curando le ferite fisiche e psicologiche. Grazie di vero cuore a tutti i soccorritori che senza lesinare impegno erano lì a tirare su i cocci di una giornata terribile. E così stamane si contano i danni e si cercano eventuali dispersi che tuttavia fino ad ora non risultano. Le condizioni meteo non hanno consentito nella notte di trasferire a Palermo i gravi feriti, che secondo la Protezione Civile sarebbero 4. È stata una lunga notte quella appena trascorsa. Nonostante l'oscurità si è cercato di individuare le auto spazzate via dalla tromba d'aria e di risalire ai proprietari. Una vettura è stata trovata all'interno di un'abitazione in contrada Campobello, la zona dove è avvenuto il disastro. Nella zona sono arrivati, nonostante il maltempo e il forte vento, una squadra di 6 vigili del fuoco del gruppo Urban Search and Rescue. Nella zona sono anche al lavoro i carabinieri e volontari della Protezione Civile. Esprimiamo a nome di tutto il Consiglio Comunale, dice il presidente del Consiglio Eric Ballini, il più profondo dolore per questa assurda tragedia che ha colpito la nostra comunità. Ci stringiamo con un grande abbraccio alle famiglie, a coloro che in questo momento sono in un letto d'ospedale. Un sincero ringraziamento a tutti coloro che in queste ore si sono prodigati a prestare i soccorsi. Il sindaco Vincenzo Campo ha proclamato per oggi il lutto cittadino. Il concerto di Fabio Concato previsto per stasera è stato annullato.
Visita del ministro Elena Bonetti con delega alla famiglia del governo Draghi a Catania. La ministra si è soffermata sulla necessità che lo Stato è nelle periferie, perché le periferie sono il luogo del paese. Visita del ministro Elena Bonetti del governo Draghi con delega alla famiglia, che è stata a Catania. In particolare ha visitato la periferia del quartiere di Librino. Il ministro si è soffermato sulla necessità che lo Stato è nelle periferie, perché le periferie sono il luogo del paese. Per la Bonetti dobbiamo uscire dalla logica che mette ordine in graduatoria il centro e le periferie. Non ci sono periferie che non siano luogo di umanità, di comunità, sulla quale bisogna investire. Siamo in un luogo simbolo di Catania, un luogo che testimonia anche però la possibilità di ricostruire speranza, comunità, prospettive a partire dall'educazione, a partire dai più piccoli, a partire dai sostegni alle famiglie e a tutto il tessuto educativo. Su questo l'alleanza tra le istituzioni, il mondo del terzo settore, la realtà della città che qui è rappresentata è fondamentale. Su questo credo che sempre di più, come sta facendo il governo, si debba investire. Senta, invece Catania anche negli ultimi giorni è stata al centro delle televisioni, insomma, dell'attenzione, anche perché ci sono stati 2 femminicidi. Il fenomeno della violenza contro le donne è un fenomeno aberrante che ha visto numeri aumentare a causa e durante la pandemia. È un fenomeno che va sradicato, ripudiato. Le strade sono segnate, sono tracciate, la strategia nazionale di contrasto alla violenza maschile contro le donne le individua chiaramente, su questo siamo impegnati. Alleanza tra tutti i soggetti che sono coinvolti, tavoli regionali, tavoli istituzionali nelle città, tavoli a livello di governo, che siano però il luogo di una costruzione di processi concreti di prevenzione, di protezione e di accompagnamento delle vittime per un percorso di fuoriuscita. È chiaro che serve il contributo di tutti, dagli enti locali alle forze dell'ordine, il mondo della sanità, vanno sostenuti con convinzione, questa è la mia intenzione, di rendere strutturale il finanziamento per la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio. Va poi promosso un processo culturale che rimuova la disparità di genere. Solo con il pieno raggiungimento della parità di genere, solo con la piena autonomia anche finanziaria delle donne, noi potremo davvero avere gli strumenti per eliminare definitivamente questa aberrante tragedia. Non sta funzionando il codice rosso? Il codice rosso non si misura sul tema dell'effettivo poi avvenimento di delitti. Il codice rosso tocca una parte che è quella della presa in carico, di quella penale, c'è poi un tema di prevenzione che va messo in campo. Il codice rosso ha una vita recente, lo stiamo mettendo in campo, laddove si dovessero evidenziare dei vulnus o delle fragilità è chiaro che poi andremo ad intervenire. Ma oggi il tema è non tanto, penso, un intervento normativo, ma un intervento di azione, di concretezza e di vicinanza alle donne. Disagio sociale ma anche disagio delle famiglie. Il disagio sociale è il disagio delle famiglie, di contro mi permetto anche di ricordare quanto le famiglie nella loro fatica hanno dimostrato essere anche luogo di resilienza. Noi stiamo investendo nelle famiglie non tanto per dare dei sussidi o dell'assistenza, per promuovere autonomia, per promuovere progettualità. Primo tra tutti lo strumento straordinario, storico dell'assegno unico universale, che ha iniziato a entrare nelle famiglie del nostro paese. Abbiamo aumentato del 50% le risorse destinate alle politiche familiari, da gennaio diventerà in una forma strutturale. Parliamo di cifre alte, di cifre significative. Nel territorio della Sicilia abbiamo più della metà dei minori che andrà a ricevere, che sta già ricevendo circa 150 euro al mese. Ecco, io credo che questa sia la risposta concreta al bisogno dei nostri cittadini. E il movimento politico Gran Sicilia organizza un'assemblea aperta ai movimenti autonomisti, indipendentisti, sicilianisti e ai simpatizzanti. L'appuntamento per domani, domenica 12 settembre, alle ore 10:30 presso l'Hotel 2000 a Santa Caterina Villarmosa. Abbiamo sentito Enzo Cassata, leader del movimento. Il movimento politico Gran Sicilia organizza un'assemblea aperta agli attivisti, ai movimenti autonomisti, indipendentisti, sicilianisti, ai simpatizzanti e a tutti i siciliani che intendono contribuire al cambiamento della nostra amata terra.
Un momento unico per incidere sulla politica siciliana, a detta di Enzo Castrense Cassata, leader del movimento. L'appuntamento si terrà domenica 12 settembre alle 10:30 presso l'Hotel 2000 a Santa Caterina, Villahermosa. L'iniziativa mira anche a scendere in campo e partecipare alle prossime regionali nel 2022. Questa nota per fare sapere e divulgare ulteriormente l'evento che abbiamo in programma domenica 12 settembre alle 10:30 del mattino presso l'Hotel 2000 a Santa Caterina Villahermosa, provincia di Caltanissetta. Un incontro che Gran Sicilia organizza tra i vari circoli della Sicilia, gli attivisti, i simpatizzanti, e soprattutto avendo invitato a questo incontro tutti i rappresentanti dei movimenti che conosciamo, con cui abbiamo già delle relazioni. Questo incontro, promosso da Gran Sicilia, volge nella direzione di proporre una coalizione elettorale per poter affrontare al meglio le prossime elezioni regionali. Questo è lo scopo dell'incontro. Abbiamo la consapevolezza di poter, aggregandoci soprattutto con questa finalità e poi discutendo le eventuali problematiche per quanto riguarda l'organizzazione e tutto il resto, pensiamo di poter riuscire ad ottenere un buon risultato per le prossime regionali. Risolto dai carabinieri del nord della compagnia di Canicattì e della stazione di Castrofilippo hanno immediatamente risolto il caso della croce disegnata con la vernice spray di colore nero sull'ingresso dell'ambulatorio di un medico di Castrofilippo. Il professionista, tra i più noti della cittadina, aveva infatti denunciato qualche giorno fa in caserma il macabro avvertimento lasciato da ignoti. Oltre il segnale minaccioso, avevano imbrattato, danneggiandola, la casetta postale e parte dell'ingresso dello studio. La notizia, immediatamente diffusasi nella comunità di Castrofilippo, aveva generato sconcerto, soprattutto per via della stima umanime che il medico riscuote sul territorio. Gli investigatori della compagnia dei carabinieri di Canicattì, messisi all'opera prontamente dopo aver repertato le tracce lasciate dal malintenzionato, hanno rapidamente raccolto alcuni indizi conducenti a un anziano signore vicino di casa della vittima, la cui abitazione è stata perquisita su mandato della Procura della Repubblica di Agrigento, che ha avallato le prime risultanze raccolte dai carabinieri. Ed è stato nel corso della perquisizione che i militari hanno rinvenuto e sequestrato gli elementi inequivocabili del fatto commesso dal pensionato, il cui gesto possa essere attribuito a rapporti di cattivo vicinato. L'uomo è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento. E i carabinieri della tenenza di Favara hanno sorpreso un trentenne già noto alle forze dell'ordine per i suoi trascorsi giudiziari, che nonostante fosse sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno nel comune di Agrigento, si trovava in piazza Alberoni a Favara. Il soggetto, durante il controllo da parte dei militari dell'Arma, non ha fornito una valida giustificazione del perché si trovasse fuori dal comune di residenza, né tantomeno disponeva di un'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria che gli consentisse di allontanarsi dal territorio. Il giovane è stato quindi arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, è stato così sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione di Agrigento, ove attenderà la fissazione dell'udienza di convalida. E sempre in materia dei carabinieri, il capitano Lucarelli lascia il comando della compagnia carabinieri di Licata. Oggi il saluto del sindaco Galanti e dell'amministrazione comunale. Subentra il capitano Petrocchi. E a Messina è stato fermato un 70enne per l'omicidio della donna uccisa vicino alla chiesa. Potrebbe essere ad una svolta l'indagine sulla morte della clochard palermitana trovata ieri senza vita a Messina, nei pressi della chiesa San Caterina in via Garibaldi. Nelle scorse ore è stato fermato il presunto omicida
Si tratta di un senza tetto di 70 anni che è stato trasferito in carcere dopo un lungo interrogatorio. Secondo la ricostruzione dei carabinieri avrebbe colpito mortalmente Concetta Gioè, 68 anni, dopo una lite. Gli investigatori avrebbero visionato alcune telecamere di videosorveglianza della zona. Secondo l'accusa l'uomo avrebbe aggredito la clochard con un'arma da taglio in varie parti del corpo. Fatale sarebbe stato il taglio alla gola. La donna è stata poi trovata in una pozza di sangue, rannicchiata su se stessa, sui gradini dell'ingresso laterale della chiesa, a 200 metri dalla piazza principale della città. Da ieri sera il 70enne, originario di Furcisiculo, si trova in stato di fermo. Per gli inquirenti è fortemente indiziato di essere stato l'assassino della donna. Concetta Gioè aveva passato la notte nella zona della chiesa di Santa Caterina. In questo luogo, che frequenta abitualmente, ha trovato la morte. È stato un commerciante della zona all'apertura dell'attività commerciale a trovare il cadavere della donna. Poco dopo sono arrivati i carabinieri della stazione Messina Centro, quelli del RIS, il magistrato di turno e i medici del 118. La senza tetto presentava sul collo profonde ferite da taglio. La donna era conosciuta da tutta la comunità. Le indagini dei carabinieri del Comando Provinciale di Messina, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, proseguono per acquisire ulteriori elementi attraverso gli accertamenti tecnico-scientifici e ricostruire il movente dell'omicidio. E a Siculiana una panchina è stata distrutta da ignoti vandali, diventerà un monumento all'inciviltà. Lo ha comunicato in una nota stampa il sindaco di Siculiana Peppe Zambito, condannando il gesto vandalico con cui la notte è stata distrutta una panchina in cemento in piazza Basile di fronte al palazzo comunale. È un atto vandalico, dichiara il sindaco Zambito, che segna la piazza principale del paese, ma soprattutto mortifica le persone per bene. Per fortuna la stragrande maggioranza che si prendono cura del nostro paese potevamo intervenire prontamente per rimuoverla ed evitare così la diffusione di un'immagine che non ci fa onore, occultando la verità. La panchina non verrà rimossa, afferma il sindaco, anzi diventerà un monumento all'incontrario entro settembre l'inaugurazione. E ci spostiamo ora ad Aragona, dove per motivi di pandemia dovuti al Covid-19 che vietano gli assembramenti non si è svolta la classica sagra della salsiccia, ma iniziative religiose in occasione della festa di San Vincenzo. Abbiamo sentito in merito Don Angelo Chillura, parroco della Chiesa Madre di Aragona, il primo cittadino pendolino. In occasione dei festeggiamenti in onore di San Vincenzo siamo con l'arciprete Don Angelo Chillura presso la Chiesa Madre, perché quest'anno, causa la pandemia, non vedremo la Sagra della Salsiccia, non vedremo concerti, bensì una festa prettamente religiosa, una bellissima iniziativa che si chiama La Notte dell'Arte per valorizzare Aragona e i suoi monumenti. Ecco, in occasione della festa di San Vincenzo, come già si diceva, l'unità pastorale insieme alle altre realtà del territorio d'Aragona, la Poloco, l'Associazione Settimana Santa Aragonese, l'Associazione Facilmente, hanno organizzato questa bellissima iniziativa La Notte dell'Arte, che si svolgerà nei giorni di sabato 11 e domenica 12 settembre, dalle ore 21 alle ore 24. Ci saranno dei volontari che in chiesa accoglieranno le persone, i visitatori, spiegheranno la storia della chiesa, il patrimonio artistico custodito nelle chiese. Quali sono queste chiese che verranno aperte? Sono le chiese del centro storico, alcune vengono aperte abitualmente ogni giorno per le celebrazioni, altre invece rimangono chiuse e aperte soltanto in alcune occasioni. Quindi le chiese inserite nel programma sono la Chiesa Madonna del Rosario, la Chiesa del Purgatorio, la Chiesa della Provvidenza e la Chiesa Madre, e poi verranno aperte anche i due musei parrocchiali, il Museo della Crippia del Rosario e il Museo della Chiesa Madre. È un'occasione questa per far conoscere ai tanti aragonesi il patrimonio architettonico, artistico che noi possediamo di grande valore, ma anche la possibilità offerta alle altre persone che vivono nel circondario. L'orario penso che sia un orario molto comodo, perché a quell'ora la gente è libera da qualsiasi impegno e poi la temperatura e il clima favorisce l'uscita di casa, quindi per raggiungere questi posti. Siamo ancora nel tempo della pandemia, l'ingresso è gratuito, chiunque può accedere alle chiese per ammirare questo patrimonio meraviglioso che c'è qui ad Aragona, statue, tele,
paramenti sacri, oggetti sacri in oro e in argento, ma anche le chiese stesse sono monumenti che hanno una realtà meravigliosa. Sindaco, anche quest'anno sarà un San Vincenzo in forma ridotta a causa della pandemia, però qualche iniziativa attraverso anche la fede religiosa con Don Angelo Chillura si sta facendo, molto era in itinere, ci dobbiamo accontentare. Eh sì, purtroppo quest'anno pensavamo di essere un anno diverso rispetto al 2020 avevamo organizzato già come amministrazione comunale assieme a tutte le associazioni culturali di Aragona tanti momenti di festa, però non è stato possibile. Ecco. Avevamo organizzato delle sfilate di moda, avevamo organizzato delle serate diciamo, per allietare gli aragonesi, avevamo organizzato la Sagra della Salsiccia e principalmente avevamo organizzato una bellissima cosa che era la venuta di Gianluca Gallo qua ad Aragona, un cantautore aragonese che sta spopolando in tutto il mondo, che però purtroppo causa la pandemia abbiamo dovuto slittare al prossimo anno. C'erano già i biglietteri fatti, c'era un'organizzazione perfetta, ma l'aumento dei contagi non ci ha consentito di poter portare avanti tutte queste iniziative. Don Angelo Chillura assieme alla Proloco hanno organizzato quelli che sono i riti religiosi importanti per non dimenticare e principalmente stasera e domani ci saranno le porte aperte di tutti diciamo, i luoghi di Aragona per quanto riguarda l'arte, quindi sarà aperta la Chiesa Madre, sarà aperta la cripta, la Chiesa del Rosario, quindi speriamo che quantomeno questo possa dare un momento di sollievo a quella che è la cittadina. E sentiamo ora il parere del virologo Antonio Cascio sul long Covid. L'infezione da SARS-CoV-2 è un'infezione che può colpire tutti gli organi e tutti gli apparati. Non sempre questa infezione è sintomatica e quindi non tutte le persone che si infettano manifesteranno la malattia, la Covid. Certe volte succede con gravità diversa. Però, a prescindere dalla gravità dell'infezione, le persone che sono state infette con questo coronavirus potranno sviluppare questa sindrome detta long Covid, che si può manifestare in maniera molto diversa. C'è chi riferisce astenia che dura per tanto tempo, chi disturbi della memoria, chi lamenta la caduta dei capelli, chi disturbi dell'attenzione, chi difficoltà respiratorie, chi disturbi gastrointestinali, alterazione di alcuni parametri ematici. Ora, è tutto oggetto di studio. Fatto sta che questa infezione è chiaramente meglio non prenderla, quindi non prenderla nemmeno in maniera sintomatica e quindi è meglio sempre essere vaccinati ed evitare di prendersi quindi l'infezione. C'è da dire pure un'altra cosa molto importante, che le persone che hanno sofferto di Covid severo e che hanno avuto quindi una polmonite possono avere dei reliquati importanti, perché laddove c'è stato un danno al parenchima polmonare possono esserci degli esiti fibrotici, quindi il parenchima nobile polmonare si trasforma in tessuto cicatriziale, tessuto che non sarà in grado di svolgere il compito dei polmoni, ovvero quello di assolvere agli scambi gassosi. E quindi queste persone che hanno avuto forme molto severe di malattia potrebbero avere dei reliquati anche a lungo termine. Nel complesso mi sento però di un po' tranquillizzare un po' tutti, perché queste manifestazioni cosiddette da long Covid nel tempo tendono a regredire. C'è da dire un'altra cosa, che le persone che sono state malate, soprattutto nella fase iniziale dell'epidemia, giustamente hanno avuto tanta paura, sono state chiuse in casa per tanto tempo, sono state in ospedale per tanto tempo, hanno avuto paura di morire, hanno avuto paura per i loro cari, quindi c'è anche una importante componente psicologica
che si aggiunge a tutto questo. In buona sostanza, però, quindi volendo riassumere, è meglio non avere mai avuto l'infezione, è meglio non prenderla, e l'unico mezzo per non prendere questa infezione è quello di vaccinarsi. Pubblicato dall'assessorato regionale alle attività produttive l'avviso Sicilia in digitale, che prevede agevolazioni per le azioni di comunicazione e marketing digitale delle imprese siciliane. L'avviso ha una dotazione finanziaria di 1.200.000 euro e prevede un contributo a fondo perduto per le micro e piccole e medie imprese siciliane che intendono investire nell'acquisizione di consulenze e servizi in materia di utilizzo di strumenti e canali digitali per la comunicazione e il marketing digitale o di soluzioni tecnologiche, software, strumenti di analisi, servizi da utilizzare sempre nel campo della digitalizzazione. Il contributo a fondo perduto voluto dal governo Musumeci è pari al 70% per la prima tipologia di spese, mentre sale all'85% per la seconda categoria di spese ammissibili. È possibile consultare l'avviso nella pagina delle comunicazioni istituzionali dell'assessorato alle attività produttive. E l'ADAS, Associazione Donatori di Sangue di Agrigento, comunica che effettuerà 2 raccolte mobili domani domenica, una a Comitini in piazza Umberto I e l'altra a Porto Empedocle in via Marconi, dalle ore 8 alle ore 12. Ricordiamo che ai donatori saranno inviate a cura della stessa associazione ADAS le analisi di laboratorio effettuate in occasione della donazione. E ora la linea alla regia per la pubblicità. Passiamo ora alle notizie sportive. Al via la prima giornata di campionato con le squadre agrigentine in campo. C'è il servizio di Carmelo Lentini. È tutto pronto per l'inizio del campionato di eccellenza Girone A, con tutte le squadre pronte a dare fuoco alle proprie polveri per guadagnare i primi punti stagionali. Inizia in casa il cammino del nuovo Acragas del tecnico Pippo Anastasi, ed ironia della sorte in coincidenza con un derby molto sentito con i cugini verde-nero dello Sciacca. Ad infiammare questa gara la voglia di iniziare nel migliore dei modi per entrambi gli schieramenti, ma anche per la presenza di alcuni ex, specialmente in casa saccense, su tutti l'attaccante Peppe Sant'Angelo e il centrocampista Rosario De Cata. Da parte biancazzurra la squadra si presenterà al cospetto dei propri sostenitori con un 11 completamente nuovo rispetto alla scorsa stagione e con la timida rappresentanza di qualche elemento come il difensore Cipolla, l'attaccante Gambino e il giovane Baio. I pronostici arridono ai colori biancazzurri, ma attenzione a questo Sciacca che proviene dalla doppia vittoria ottenuta in Coppa Italia con la Mazzarese, la quale gli ha consentito di approdare al turno successivo. Per questo derby dal sapore particolare potranno assistere non più di 484 spettatori a causa delle restrizioni dovute alla zona gialla in cui si ritrova, speriamo, momentaneamente la Sicilia. Arbitro della gara è stato chiamato Michele Buzzone di Enna, che verrà collaborato da Roberto Cracchiolo di Palermo e da Gaetano Florio di Agrigento. Esordio casalingo anche per il Canicaticchia, affronta sul neutro di Ravanusa ma a porte chiuse il Marsala, il cui titolo proviene da Dolce Onorio di Castelvetrano. La compagine biancorossa è caricatissima e vogliosa di conquistare l'intera posta in palio. Per questa gara è stato chiamato Salvatore Montevergine di Ragusa, il quale verrà coadiuvato da Fabrizio Ferrara di Palermo e da Andrea Varisano di Agrigento. Debutto esterno per il Casteltermine di Pino La Bianca, che dopo aver sfiorato l'impresa con l'Acragas in Coppa Italia, se la vedrà allo stadio Matranga con il Castellammare, avversario che ha superato brillantemente anch'esso il turno di Coppa Italia con il Monreale. Arbitrerà Rosario Zangara di Palermo, assistenti Giovanni Figuccia e Vincenzo D'Alberti di Marsala. Debutta al Gaeta invece la Profavara di Andrea Pensabene contro un'Enna che mira senza mezzi termini al salto di categoria. La compagine gialloverde è allenata da uno dei tecnici più preparati siciliani, Sebi Catania. È assai difficile fare un pronostico in tal senso, anche perché entrambe le contendenti hanno rafforzato notevolmente i propri organici
e non sembrano avere punti deboli. Sarà Adam Collier di Gallarate a dirigere questo scontro, mentre Brian Sanfilippo e Salvatore Rubino di Catania saranno i suoi assistenti. Infine noi concludiamo con gli altri match della giornata, che sono Parmonval Nissa, Cus Palermo Monreale, Don Carlo Misilmeri Mazzara e Mazzarese Marineo. L'esordio in casa dell'Akragas domenica contro lo Sciacca, un derby che si preannuncia combattuto, equilibrato. Molto equilibrato. Noi dobbiamo stare sempre con i piedi per terra, non siamo la corazzata del campionato, noi siamo una squadra che deve fare un buon campionato, un ottimo campionato per far sì che a dicembre si tirano delle linee e quindi delle somme e vedere a che punto siamo. Che avversario è lo Sciacca? Lo Sciacca è una squadra molto temibile, una squadra costruita per fare anche loro un ottimo campionato, quindi va presa con grande umiltà, con grande voglia e cambiare atteggiamento che abbiamo avuto magari nella seconda partita di Coppa Italia. Come l'avete preparata questa partita contro lo Sciacca? No, la prepariamo come sempre, noi siamo una squadra consapevole dei propri mezzi, una squadra che sa che per arrivare a degli obiettivi deve fare dei sacrifici importanti. Mentalmente e fisicamente come è arrivata a questo derby? No, ma noi arriviamo in maniera carica, in maniera equilibrata soprattutto, perché la troppa carica potrebbe avere l'effetto al contrario. Quindi siamo consapevoli, ripeto, consapevoli di fare una gara contro una squadra pretendente anche lei a fare bene il campionato. Alla fine cosa potrebbe fare la differenza tra l'Akragas e lo Sciacca? Ma guarda, la differenza lo dirà poi il campo. Io penso che noi dobbiamo andare lì concentrati, con un atteggiamento da grande squadra. A volte le partite non si vincono di fioretto ma si vincono di spada, quindi dobbiamo essere una squadra cattiva, aggressiva, quello che metteranno gli altri contro l'Akragas. Un'ultima domanda, un messaggio al tifoso, al pubblico di Agrigento. Ma guarda, io in questo arco di tempo, quindi anche se è poco, io penso che la gente è molto legata alla squadra, quindi già si deve dire un grazie per le persone che sono venute fino a Casteltermini, che onestamente non neanche mi aspettavo, quindi sono orgoglioso della nostra tifoseria. E parte anche il campionato di promozione con il Camarat e il Raffadali, squadre agrigentine impegnate nella competizione. Parte anche il campionato di promozione Girone A, che vede ai nastri di partenza due compagini agrigentine, Raffadali e Camarat. Esordio esterno per il Raffadali sul campo in erba sintetica del Fulgatore. La compagine trapanese, che ha superato il turno di Coppa, è un complesso forte che ha mire ambiziosi di primato. Di fronte un Raffadali che si è notevolmente rafforzato con l'arrivo di Stefano Piazza, che si aggrega ad una rosa ben assortita e amalgamata da quella vecchia volpe di Angelo Mercante. Questo match verrà diretto da Nicolò Logaglio di Trapani, il quale verrà assistito da Giuseppe Belvedere e Gianmarco Valenti di Palermo. Esordio casalingo del Camarat di Mimmo Bellomo, che ospita la Folgore di Castelvetrano. La compagine della montagna vuole iniziare nel migliore dei modi, specie dopo l'eliminazione avvenuta con i cugini del Raffadale in Coppa Italia. A dirigere questa gara è stato chiamato Vincenzo Pernice di Marsala, che i suoi assistenti saranno Calogero lo giudice di Agrigento ed Antonio Barone di Marsala. Queste invece le altre gare in programma domenica: Città di Carini Casteldaccia, i Ganci Alcamo, Partinico Audace e Resuttana, Castelbuono Lascari, Villabate, San Vito Lo Capo. E si è svolto ieri presso il Palazzetto dello Sport di Agrigento una conferenza stampa con i responsabili della Lega Nazionale Pallavolo Femminile. Abbiamo sentito Franco Bertoli, mentor coach. Franco Bertoli torna ad Agrigento per incontrare la SEAP dall'Icardillo Pallavolo Aragona, una seduta di mental coach. Come è andata? Cosa ne pensi di questa squadra? Tanti saluti a tutti voi ascoltatori. Penso che sia una squadra che ha una sfida importante davanti e quindi mi è piaciuto molto
condividere con loro la sfida dal punto di vista mentale, perché sarà una sfida certo di tecnica, di tattica, di preparazione fisica come sempre, ma ci vorranno capacità mentali, come si dice, avere la testa giusta, perché quando si lotta per la salvezza bisogna saper perdere, bisogna saper incassare, essere resilienti, essere coraggiose, perché diverse ragazze sono anche più giovani, quindi ci sono delle gran belle sfide. Io qui ad Agrigento dal mio amico presidente Nino Di Giacomo vengo volentieri quando sono da queste parti, se posso dare una mano la do più che volentieri a un luogo che ha una tradizione pallavolistica e una cultura, perché qui ad Agrigento veramente oramai c'è una storia grande di pallavolo femminile e maschile, quindi è un grande piacere essere qui, diciamo che mi sento tra amici. Cos'altro è emerso da questo incontro? Una squadra giovane, quella della SEAP Dallicardillo Aragona, che secondo te può centrare l'obiettivo della salvezza? Sì, assolutamente, dipenderà da loro. Come ho detto, non è una sfida facile, ma le sfide facili da mental coach vi dico che non motivano, quindi la sfida ambiziosa, la sfida complicata però raggiungibile, perché secondo me è raggiungibile, la sfida di salvarsi è qualcosa che stimola le ragazze, le ho viste presenti, interessate, c'è già un feeling buono con l'allenatore che è appena arrivato, manca più o meno un mese all'inizio, quindi ci sono tante relazioni tra di loro, perché poi il gioco di squadra è fatto di relazioni tra individui e quindi è un momento importante questo della preparazione per imbastire, diciamo così, lo spirito di squadra, che proprio da mental coach è l'energia più importante di una squadra, che dallo spogliatoio, se ci sono buone relazioni, se c'è una buona energia come spirito di squadra, poi questo si vede nel campo e questa è la vera sfida. Poi, come abbiamo detto insieme, palla dopo palla, una palla alla volta, un set alla volta, una partita alla volta, credendoci sempre anche nei momenti quando andrà male, perché chi lotta per la salvezza a volte perde abbastanza partite, ma deve saper essere resiliente, resistere, crederci e migliorare e lottare per la partita dopo e per l'obiettivo finale, che è appunto la salvezza. Per questa edizione di TV Notizie è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima.